Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, eccoci qui, siamo tornati su Elite Dangerous. Dopo il video precedente un attimo di considerazioni mie personali, andiamo a vedere invece qualche altra meccanica di gioco. Adesso volevo andare appunto a parlare delle meccaniche del power play. Perché? Perché sono meccaniche complesse, sono meccaniche lunghe che portano via tanto tempo, ci sono tante cose che rientrano in gioco nel power play. Alla fine perché? Perché si fa il power play? Diciamo che il power play si fa fondamentalmente per due motivi. Per la speranza di ottenere qualche cucuzza, qualche soldino in più non fa mai male, non aspettatevi grossissimi guadagni, anche perché i guadagni da 50 milioni insomma sono abbastanza difficili da ottenere e faccio presente che sì, sono parecchi soldini, i 50 milioni, e nulla da dire, però a livello in cui iniziate a fare il power play non sono poi così tanti, cioè riuscite a ottenerli anche facendo un po' di conflict zone o altre tipologie di missioni in minor tempo e in maggior quantità. Faccio per esempio un esempio: per un trasporto passeggeri di un unico passeggero a 20-30 light year di distanza riuscite ad ottenere all'incirca dai 3 ai 4 milioni a missione, ne fate una decina, ma all'interno anche di un paio di giorni avete già fatto e coperto le spese di viaggio e tutto il resto, avete già fatto i vostri bei 40-50 milioni, quindi considerando che Power Play dura praticamente 4 settimane, non vi conviene. Non vi conviene assolutamente a livello di ci guadagno dei soldi. Ovviamente magari è comodo, ovviamente, per rifarsi di alcune spese sostenute e per completare appunto le 4 settimane di power play. Detto questo, l'unico altro motivo che ci spinge a fare il power play fondamentalmente è quello di ottenere dei moduli e dei moduli aggiuntivi unici all'interno del gioco. Perché? Perché solo le fazioni di power play ci daranno alcuni moduli tipo l'Advanced Plasma Accelerator, i Prismatic Shield, i Dumbfire Missile e, e moduli similari. Insomma, poi ogni potenza del power play ha il suo modulo specifico che vi darà dopo le 4 settimane se arrivate al grado 3. Quindi questo è quanto riguarda appunto in generale un attimo il power play. Diciamo che come bonus per fare il power play, come nel discorso nel video precedente, che cos'è? È il lore del gioco, quindi l'ambientazione, un'altra cosa che appunto può spingerci a fare il power play. Quindi diciamo che andiamo a conquistare dei nuovi sistemi, aiutiamo la fazione alla conquista, al controllo o al rinforzo di determinati sistemi, assedare delle rivolte o quello che sia. Quindi c'è un attimo di ambientazione e puro motivo di ambientazione per di divertirci a capire un attimo le meccaniche e magari dire ok, questo sistema l'ho conquistato io col mio gruppo, siamo stati contenti, abbiamo espanso la potenza di questa, cioè abbiamo espanso, scusate, l'area di influenza di questa potenza galattica, insomma. Quindi questo è quanto, insomma, sono anche delle, diciamo, delle automissioni che ci si dà per integrare il gioco da mera meccanica praticamente ad ambientazione a loro, quindi sentirci un po' parte di questa galassia così rappresentata dentro Elite Dangerous. Quindi diciamo sì, alla fine sono tre le motivazioni principali che ci possono spingere a fare e a intraprendere la carriera del power play. E noi perché lo stiamo facendo? Io perché lo sto facendo in questo momento? Per ottenere gli Advanced Plasma Accelerator. Perché? Perché voglio fare una build particolare con un Vulture, allora ci stavo un attimo pensando, ho detto oh, vai, sfrutto un attimo tutto, mettiamo un attimo tutto assieme. Quindi il primo passo è ottenere gli Advanced Plasma Accelerators. Che cosa sono? Sono dei Plasma Accelerator, come arma che trovate normalmente all'interno del gioco, però ha delle proprietà particolari, fanno un po' meno danni, sono un po' più veloci, possono essere modificati con un potenziamento per sparare utilizzando direttamente il carburante della nave, quindi non hanno più bisogno dei colpi del munizionamento. E è una cosa molto comoda perché ovviamente su navi piccole o altre tipologie di navi simili, insomma, può risultare comodo. Poi c'è chi dice che sono state nerfate, chi dice che non vale più la pena fare, eccetera, eccetera, ma insomma, mi piace poter dire ok, ci provo e quindi, insomma, perché non darci un attimo una missione. Quindi, appunto,
Allora, un attimo che sto cercando un dato, Advanced Plasma Accelerator, ecco qua, quindi adesso vediamo anche un attimo di dati sull'Advanced Plasma Accelerator. E abbiamo classe 3 rating B, quindi sono delle armi large, appunto come dicevo, perfette per un Vulture. E ovviamente per un Vulture che dopo va pilotato in modalità hit and run, colpisce e scappa, quindi così, insomma, un attimo un'idea della nave che volevo fare con questa con questa tipologia di armi. Ah, eccoci qua, perfetto. Allora un attimo torno indietro a un dato che devo tenere sotto mano qui sott'occhio. Allora, da dove si parte a fare power play? Dopo i preamboli, l'introduzione iniziale, power play si inizia praticamente dalla nostra navigation tab. Abbiamo la voce Galactic Powers. Apriamo qui e andiamo subito sul Galactic Power Standing by Galnet, eccetera, eccetera. Come vedete adesso ci mancano 2 giorni al termine della prima settimana. Ribadisco, scusate se vedete il mouse impazzire, purtroppo ho scoperto che il puntatore mouse che ho sull'OTAS crea qualche fastidio, non sono ancora riuscito a disabilitarlo, comunque non importa. Allora, qui andremo a selezionare intanto Denton Patreus, che se non mi ricordo male è colui che al rating 3 ci sblocca, eccoli qua, gli Advanced Plasma Accelerators, eccoli qui, come vedete in questa dicitura qui. Noi dovremo arrivare a un rating 3 e dovremo essere ovviamente alleati con la potenza di Denton Patreus per almeno 4 settimane. Quindi sappiate che ci vorrà un pochettino per arrivare al completamento del power play. Quindi intanto inizio questo primo episodio, dopo arriveremo all'ultimo episodio dove vediamo anche se ce la facciamo, perché non è detto che ce la si faccia. Speriamo bene e se ce la facciamo, yeah, tanto di cappello, ben venga. Quindi eccoci qua. Allora, prima cosa che andiamo a fare, possiamo fare subito il pledge dell'Alliance qui sotto, però io preferisco intanto partire da questa cosa qua, View Power on Map. Allora, ho già messo la Galaxy Map in Power Play, eccolo qui, come vedete se ne sta lì bello bello distante. Allora un attimo che resettiamo il mouse, eccoci qua. Noi siamo... No, scusate, ho cliccato per sbaglio qui fuori. Allora, noi siamo qui nel sistema di Maya e dovremo andare appunto fino alla... dov'era? Un attimo che lo ritrovo, se non mi sbaglio, fino alla capitale. La capitale dovrebbe essere questa. Nel dubbio torniamo indietro e riselezioniamo View Power Map. Perché? Perché ci porterà direttamente alla capitale, che è Eotienes. La selezioniamo. Sempre se il mouse si decide di funzionare, devo assolutamente sistemare questa cosa che è molto fastidiosa, come potete vedere. Plot route, ed eccoci qua. Finalmente abbiamo una rotta. Come dicevano nei Pirati dei Caraibi, adesso abbiamo una rotta. Nel momento in cui l'abbiamo impostata, prima di andare a fare il pledge, andiamo a dirigerci nel sistema. Quindi mentre andremo nel sistema, e per fortuna sono solo 8 jump, quindi dovremo metterci anche relativamente poco. Facciamo un controllo veloce dei moduli, che siano tutti attivi quelli che ci servono, quindi frame shift wake scanner, perfetto, è attualmente attivo. Shield generator, giustamente, frame shift drive, ok, il fuel scoop, perfetto, perfetto. Come vedete usage sono al 92% del power, quindi non posso attivare tutto, devo disabilitare alcune cose, tipo disabilitare il cargo hatch, che non serve assolutamente a niente, anzi può essere anche più utile tenerlo disabilitato, perché impedisce ai collector limpet di farlo saltare per aria e quindi farvi rilasciare il carico. Quindi anche piccola nota tecnica riguardo il cargo hatch. Comunque, bando alle ciance, andiamo a partire. Nel frattempo che faremo il viaggio vedremo un attimo 2 o 3 dettagli del power play. Perché? Perché ci sono tante cose che rientrano nel power play. Non è solo andare in una determinata area dell'universo, in un determinato sistema, affiliarsi con quel potere o meno e via, basta. No, ci sono altre cose, perché tutto quello che faremo avrà dei merit, dei control credit, bla bla bla, e tante varie cose, perché quello che faremo noi darà una mano a quella fazione che può essere in guerra con un'altra fazione, quindi sappiatelo, e anche se dovete andare poi a combatterlo. Adesso vediamo un attimo questo beluga liner che si sposta.
Allora, visto che ci siamo, vediamo un attimo se abbiamo un sacco di FSD Wake che possono essere sempre molto comodi. Vabbè. Quando ce ne dobbiamo andare avanti, quindi seguiamo questo beluga, lasciamolo andare, facciamo la scansione del suo FSD Wake e andiamo poi a partire. Perché faccio questa cosa? Come dicevo anche nel video precedente, siccome mi servono i datamine Wake Scanner, allora io scansiono tutti i wake che posso, quindi tutti quelli che trovo e che ho la possibilità di scansionare velocemente, quindi nei vari sistemi. Comunque non li ho trovati adesso, vabbè, non importa, adesso attenzione perché dobbiamo riselezionare la nostra... dobbiamo riselezionare il nostro punto di uscita, diamo un bel colpetto di motori e cominciamo il nostro viaggio. 8 jump, si tratta di 7-8 minuti di navigazione, quindi non granché. Questo anche per testimoniare l'importanza di utilizzare una nave con un jump range elevato. Il DBX, il Diamondback Explorer che sto usando, ha un jump range di 52 light years, che sono davvero davvero una figata, perché ci consentono di fare un sacco di strada in un tempo relativamente basso, quindi questa cosa è davvero davvero ottima, come dicevo anche già nel video precedente. E la cosa bella di questa nave è che è tranquillamente ottenibile senza neanche doversi spendere un rene, quindi non vi servirà una nave large appunto per poter fare queste rotte molto lunghe all'interno dello spazio. Questa nave ha quasi tutti i moduli che servono per fare quello che deve, quindi farvi viaggiare velocemente all'interno dell'universo. Ok, nel frattempo che andiamo avanti, andiamo a vedere, come dicevo, 2 o 3 cose riguardo al power play. Allora, l'introduzione l'abbiamo un attimo già vista, quindi il discorso di allearci con le potenze, bla bla bla, eccetera eccetera. E se troverete delle diciture all'interno del power play che dice che questo sistema tot cc o quello che sia si chiamano command capital, giusto per chiarezza. Che cosa sono? Praticamente sono delle risorse che servono alla potenza per sostenere, diciamo, tutto la sua area di influenza. Quindi più command capital, più alto il command capital della fazione, più potrà mantenere il controllo sui sistemi, potrà fortificarli o cercare di andare in espansione sui sistemi limitrofi. Espansione alla quale potete partecipare, fortificazione alla quale potete partecipare, insomma, tutta una serie di varie operazioni che dopo potete fare. E praticamente, allora, i command capital arrivano dai sistemi sotto controllo della determinata potenza e dipendono da vari fattori: popolazione della potenza, economia, eccetera eccetera eccetera. E quindi questo vi dà un attimo l'idea di quanto può essere buona una potenza o meno. Perché? Perché in base alla sua riserva di command capital vi potrà aiutare nell'espansione, nella fortificazione, o vi potrà aiutare in caso di tumulti o similari, diciamo. Questo è un po' per il lore e, come dicevo prima, un po' per ambientazione del gioco. Quindi se vi interessa fare un attimo di attenzione all'ambientazione proprio del gioco, come si espandono tutti i vari poteri all'interno della galassia, insomma fate attenzione appunto ai command capital di ogni fazione. Allora qui intanto un attimo facciamo un veloce jump, un veloce giro, ok, vediamo che le temperature non salgono troppo, no, perfetto, siamo perfettamente entro i parametri. E quindi cosa succede? Niente, dopo questa nota sui command capital andiamo a vedere un attimo un altro piccolo punto riguardante il power play e controllo dei sistemi e il relativo sfruttamento. Cosa vuol dire? Le potenze ovviamente hanno un'area di influenza, ma sono tutte le fazioni poi che controllano e gestiscono i sistemi. Quindi poi una fazione può fare riferimento a una potenza che può fare riferimento a una superpotenza, quindi diciamo sono questi i 3 jump, i, i, i 3 anelli della catena, insomma, potenza, fazioni, sistema, potenze tipo Denton Patriots e superpotenze che sono impero, federazione e alleanza. Quindi questo un attimo per darvi i 3 anelli fondamentali della catena di comando all'interno di Elite. Sì,
come dicevamo prima, 4 settimane di tempo, ogni ciclo, al termine di ogni ciclo vengono fatti i conti, si contano i command capital, si guardano i costi di mantenimento, si controlla che i command capital siano sufficienti a mantenere il controllo all'interno del sistema, altrimenti se sono in negativo il sistema andrà in tumulto o rivolta, quindi cominceranno le varie civil war all'interno del sistema, così vedete anche un attimo da dove vengono fuori e perché alcuni sistemi sono in guerra o in civil war, o perché la civil war finisce e tutto si sistema. Può dipendere anche dal power play, dai command capital della potenza, anche comunque da altri fattori, magari anche una guerra interna tra le fazioni del sistema che non ha nulla a che fare col power play. Questo dipende, non si può, cioè non è sicura questa cosa, non è che il power play regola per forza tutto. E niente, basta, non è che c'è tanto altro da dire. Volendo andare un po' più nel preciso, scusate, nello specifico, ci sarebbero altri piccoli dettagli da dire, ma non sono così esperto di power play da poter trattare questo argomento con più precisione, se non un overview generale. Nel momento in cui magari farò un po' di esperienza in più col power play, andrò ad integrare il discorso del controllo, dei tumulti, rivolte, eccetera, eccetera. Diciamo che allo stato attuale a noi interessa fondamentalmente il ciclo di 4 settimane, per cui dobbiamo rimanere alleati con una determinata potenza per almeno 4 settimane e cominciare a fare le missioni per ottenere i meriti, piuttosto che non magari fare altro, perché almeno questo è il mio obiettivo e per il momento non voglio uscire troppo dall'obiettivo, quindi dedicarmi troppo all'ore per il momento, quindi cercherò di rimanere abbastanza focused, quindi concentrato sull'obiettivo dei meriti e del rank 3 alla fine delle 4 settimane, quindi questo è quanto. Ma ancora come overview, per vedere un attimo il power play fondamentalmente si sviluppa a fasi. Abbiamo una fase di preparazione, abbiamo dopo la prima fase una fase di espansione, una fase di controllo, una fase di supporto. Adesso le sto elencando un attimo tutte. Questo non c'entra, eccolo qua. E quindi cosa succede? Un attimo, scusate, prima che mi schianto sulla stella, torno indietro sugli appunti che mi sono preparato qui sotto, perché ovviamente bisogna prepararsi un po' di appunti, perché gli argomenti sono parecchi. Intanto controllo quanti... siamo già arrivati, pensate un po'. Quindi abbiamo fatto una rota di 200-300 light years, una roba del genere, in 8 jump considerati. Forse anche un po' di più, perché 8 jump per 52, fatevi i conti, quanto abbiamo girato in davvero poco tempo. Allora adesso stiamo arrivando ai OTNs. Allora, la fase di espansione a sua volta ha sotto tutta una serie di sottofasi, viene eseguita all'interno di determinati sistemi che non siano già controllati da un'altra fazione, che siano popolati, che non abbiano determinate rogne e tutto, insomma. Quindi ci sono un sacco di discorsi che riguardano la fase di espansione all'interno del power play. Dopo di questa ovviamente c'è chi può opporsi all'espansione, c'è chi può magari impedirla. Se l'espansione va bene, quindi la prima fase è a posto, si passa alla fase di controllo, si può fortificare un sistema, si possono fare, diciamo, appunto un sacco di cose. E non mi dilungo ulteriormente su questo aspetto, perché veramente c'è tantissimo. Purtroppo, secondo me, anche un po' troppo. Hanno davvero incasinato parecchio il discorso del power play e del controllo. Può risultare abbastanza ostico. Come capire bene come funziona? Ci troviamo una bella guida e cosa? E si comincia a provare, si prova a fare l'espansione da un sistema, l'espansione da un altro, o quello che sia. Allora, intanto adesso andiamo un attimo a fare benzina, poi controlliamo una cosa, perché dovremmo essere sul sistema capitale di Denton Patreus. Adesso voglio fare una controverifica da Galaxy Map. Se qui ci siamo, andiamo a doccare sul primo spazioporto che troviamo e quindi andiamo a fare il pledge e iniziamo. Quindi dopo il pledge, quindi dopo esserci affiliati alla fazione di Denton Patreus, andremo a concludere questo primo video sul power play.
Quindi andiamo subito velocemente nella nostra Galaxy Map, andiamo nell'area indicante il Power Play, andiamo a Show Headquarters, perfetto, come da manuale. Allora, sempre il solito problema del mouse, ok, nessun problema. Ok, eccoci qua. Adesso qui guardiamo l'overview del sistema, vediamo un sacco di cose. Abbiamo uno starport proprio vicino vicino, controlling function, tiene citizen forum. Quindi ok, ed è un sistema imperiale. Ok, non vedo indicazioni di starport o stardock che mi dicono questa è la capitale, semplicemente mi dice questo sistema è il sistema principale, ok, è il sistema capitale di Denton Patrius. Qui selezioniamo il nostro primo starport, scusate, e cominciamo a dirigersi in quella direzione. Noto con piacere che è anche abbastanza vicino, sono solo 42 ls, quindi è proprio a un tiro di schioppo, come diciamo qui da noi, a un tiro de schioppo, detto proprio in linguaggio nostro qui, nostrano e dialettoso qui. Acceleriamo, adesso facciamo le solite ovviamente operazioni per arrivare al nostro bellissimo Parkinson Dock. Ok, speriamo che il nome non sia tutto un programma, perché sennò potrebbe essere un po' fastidioso doccare su il Parkinson Dock. Tiro un pugno da solo per questa pseudo battuta. Comunque, dopo lo farò. Non lo metto su video, ma lo farò. Sappiatelo. Ok, dai, sempre solite operazioni di avvicinamento, adesso qui non stiamo neanche a dilungarci troppo, vediamo di evitare un po' la gravità planetaria che ci rallenta troppo, vediamo di evitare di fare le solite boiate che arriviamo troppo veloci, come non detto, fatto. Beh dai, eccoci qua, perfetto. Beh, siamo riusciti anche a mantenerci in rotta per poter arrivare senza saltare lo Stardock, nonostante la velocità un po' alta in ingresso. Devo dire che questa nave è spaziale. Scusatemi di nuovo la battuta stupida, secondo pugno da darmi in faccia. Questa nave è davvero fica, un'ottima manovrabilità e ci consente veramente di evitare di perdere tempo saltando gli spazioporti, facendo un po' di manovrine. Comunque, beh, dai, ci piace. La consiglio, come dicevo anche nel video precedente, la consiglio a tutti, anche se state appunto iniziando da poco, perché è una nave che non costa tanto, però vi darà un sacco di soddisfazioni, soprattutto una volta ingegnerizzato l'FSD. Poi potete ingegnerizzare anche altre cose, tipo il power plant e un sacco di altre cose per ottimizzare un po' tutti i parametri, ma fatelo dopo. Come dicevo nel video, pensate a potenziare subito l'FSD e poi inizierete a divertirvi. Intanto andiamo ad atterrare. Ok, perfetto. Allora, che tra un po' andiamo a chiudere il video. Entriamo nell'hangar perché andiamo anche negli Starport Services. Forse devo riparare qualcosa perché avevo cozzato un po' in giro. No, invece no. Perfetto, per fortuna. Facciamo solo un po' di benzina veloce. Ok, allora vediamo un attimo qui le fazioni sotto impero di Denton Patrius Control System. Eccolo qua. Come vedete ce lo visualizza subito qui. Allora, andiamo a fare quello per cui siamo venuti qui. E cosa andiamo a fare? Ta-ta! Eccoci qua, il nostro amico Denton Patrius. Andiamo a fare Pledge Alliance, siamo sicuri? Ovviamente, attenzione, tutte le navi nemiche di Denton Patrius d'ora in poi saranno nostre nemiche. Quindi, mettiamocela via, facciamolo e via, perfetto. Potete sempre abbandonare e lasciare il potere, la potenza, eccetera, e sappiatelo, non è che non potete. Il discorso che cos'è? Il discorso è che dopo che siete usciti da una potenza non potete riunirvi ad un'altra potenza subito, dovete aspettare un po' di tempo. Quindi questa è una piccola nota. A questo punto vediamo un attimo i dettagli
di Denton Patriots, Headquarters e OTNS, siamo qui, vabbè, Alleanza e l'Impero, bla bla bla, Ethos, allora sono in preparazione, vabbè, ok, questo non ci interessa per il momento. Allora, questi sono, come vedete, i CC, Command Capital, che dicevamo prima, sono su 567 exploited system, e CC Upkeep, ok, questi sono quelli che gli costeranno per mantenere il tutto, Total Command Capital Available, come vedete ne hanno 532, quindi sono in positivo nonostante le spese che devono sostenere per mantenere i sistemi controllati e altro, quindi come vedete non sono messi malaccissimo. Ok. Qui abbiamo i vari rating, questi sono i nostri meriti, eccetera, eccetera. Una cosa, piccola nota velocissima, attenzione che i meriti calano, quindi una volta che li guadagnate poi li riperdete perché vengono usati in qualche modo, quindi praticamente il gioco ve li scala, ne guadagnate 50, il giorno dopo ne avete 49, 48, 47 e vanno a scalare. Perché? Perché vi dicono continua a fare le missioni, continua a fare quello che devi fare, perché non è giusto che, insomma, non è giusto, piano. Il gioco funziona così, mettiamola su questo piano. Il gioco dice guadagnate questi meriti, a fine settimana dopo tot tempo vengono scalati. Perché? Perché dovete continuare a giocare per raggranellare i vari meriti. Allora, conviene farli tutti pian pianino, un po' alla volta? No. Quello che conviene fare, come mi spiegava chi ha già fatto Powerplay, è farli tutti nell'ultima settimana. Quindi l'ultima settimana di Powerplay che siete con la fazione, vi dedicate completamente al guadagno crediti. Quindi fate tutto quello che potete fare per ottenere, in questo caso, i 750 merits. Scusate, crediti, ho sbagliato il termine. I 750 merits, quindi i meriti, scusate, non i crediti, vanno a scalarsi quando li guadagnate facendo le missioni. Perché? Perché il gioco funziona così, punto. Ok, ricapitolando e correggendomi da crediti a meriti, non confondiamoci con la terminologia. Errore mio. Comunque, questo è un attimo un overview sul funzionamento dei cosi. Allora, qui possiamo anche votare per la preparazione o la consolidazione di un sistema. Vediamo. Ah, ok, vabbè. Qui sono le varie cose, HIP 18 si sta espandendo, questo si sta espandendo. Allora, queste sono, come vedete prima che parlavamo, le varie fasi del Power Play: preparazione, espansione e controllo. Qui possiamo votare per che sistemi andiamo a interagire con la preparazione, quindi diciamo che io vorrei che venisse preparato piuttosto questo sistema che non quest'altro. Stessa cosa vale un attimo per l'espansione, voi date fornite il vostro supporto per completare la fase di espansione dopo la fase di preparazione, quindi c'è la fase di controllo, quindi come vedete qui poi tutte quelle belle icone che vedete anche sulla Galaxy Map, quindi dove si sta fortificando, dove invece si sta in under threat, quindi dove ci sono dei problemi e sono sotto attacco, mettiamola così, eccetera eccetera. Poi ci sono le varie informazioni di gioco. Noi in questo momento siamo diventati amiconi di Denton Patriots e quindi potremo cominciare a vedere un attimo alcune cose. Allora, community goal non mi interessano. Allora, nel prossimo video, adesso andiamo a chiudere perché abbiamo completato il nostro viaggio fino alla capitale. Abbiamo sottoscritto la nostra alleanza con Denton Patriots, visto che ci servirà per i benedetti Plasma Accelerator Advanced, e basta, quindi andiamo a chiudere. Per come affrontare le missioni, come fare le varie cose, magari lo vedremo più avanti, in modo che facciamo un po' per volta e vediamo tutto pian pianino. Allora, questa prima fase, come dicevo, si è conclusa. Grazie a tutti per il supporto, grazie a tutti per la visione, grazie a tutti anche per i commenti sui video precedenti, spero di sentirvi numerosi anche su questo video qui, e altro da dire per il momento non ne ho. Se avete suggerimenti, domande, richieste, dubbi o quello che sia, come al solito vi invito a postare nei commenti sottostanti al video. Qui direi che ci siamo per stasera, stamattina, stanotte, oggigiorno, pomeriggio, quello che è. Siamo a posto, come disse Trapattoni. Io sono terminato. Virus 101, un grande saluto, transmission out.